Buongiorno, buongiorno da Marmitte Trek. Oggi svalichiamo il confine della Romagna. Andiamo a conoscere e a provare una notte nel bivacco Borbotto. Una volta posizionata l'auto al parcheggio della Campigna, partiamo a piedi verso il bivacco Borbotto. Questo è il sentiero del lupo che viene sulla Biancancelli. Senti che Scrocchia. Vai col gimbal! Vai, stabilizza! Oggi nevica, un bellissimo panorama, peccato la foschia, nuvole basse, chiamiamola come si vuole, che non ci fa vedere nulla a livello di panorama. Però la neve ha il suo fascino, quindi è stata una bella avventura. Fonte del Borbotto, Devi andare di là? Castagno d'Andrea. Invece noi facciamo ancora crinale e poi prendiamo un altro taglio che scende proprio avanti la cima. All'Ufalterone! All'Ufalterone! Nel video dei bivacchi sicuramente il Barbotto ci sarà, nel nostro video che faremo più avanti dei bivacchi tosco-romagnoli. Sicuramente non avrà un voto alto, questo è una cosa che vi posso già mettere in trasparenza. Dopo un buon tè, una buona colazione, calda soprattutto, ci svegliamo affumicati dalla notte e poi vi spiegheremo nei video dei bivacchi. Con tantissima neve, ci siamo svegliati con tantissima neve e lo scenario era stupendo. Molta più neve del giorno seguente, ci avviamo verso la strada del ritorno, verso la macchina. Grazie di aver visto il video. Se vi volete iscrivere al nostro canale perché ci volete seguire, campanellina e tasto iscrizione. Noi siamo sempre qua presenti ad aspettarvi e a rispondere alle vostre appunto domande. Ciao da Marmitte Trek.